Preparazione, tempestività e sangue freddo. Questa è la formula vincente che ha permesso agli agenti della Polizia Provinciale di Padova, assieme ai Carabinieri Forestali di Grantorto, di salvare la vita a un uomo di 70 anni colpito da un arresto cardiaco mentre era in sella alla sua bici proprio davanti al municipio di Grantorto. Siamo intervenuti su una situazione dove abbiamo notato un soggetto a terra e ci siamo avvicinati, il soggetto iniziava a perdere i sensi. Abbiamo chiamato subito il 118, siamo stati coordinati dal 118 dove ci ha detto di controllare respiro e battito, che era ormai assente. Io e il mio collega siamo partiti con la gestione sia della viabilità sia del paziente a terra, che abbiamo iniziato la rianimazione, durata circa 10 minuti. Nel frattempo abbiamo coordinato le persone lì intorno ad andare a recuperare un defibrillatore, che è arrivato un collega di Carabinieri Forestali col defibrillatore. Successivamente si è qualificato come autista di ambulanza, un passante, ci ha dato una mano a coordinare la telefonata col 118 e successivamente è arrivata l'ambulanza e hanno rianimato il paziente. Una collaborazione riuscita, quella tra Polizia, Carabinieri e il consigliere comunale Alberto Carraro, già autista e soccorritore del 118, che ha permesso di salvare la vita al 70enne. Non posso che rallegrarmi dell'intervento tempestivo della pattuglia che ha soccorso il signore che ha avuto questo malore in bicicletta, e tengo a precisare che la provincia tiene molto alla formazione dei suoi dipendenti, in particolare della Polizia Provinciale, per quello che riguarda proprio l'intervento in casi di questo tipo, e l'utilizzo del defibrillatore, che non è stato necessario, in quanto la prolungata rianimazione da parte del collega è stata fortunata, perché si è ripreso autonomamente.